signori, amici di Sportisili, appassionati di futsal, benvenuti a Futsal Emiri contro Club Olimpia, benvenuti alla settima giornata del campionato di Serie C2 Sicilia, Girone A. Un saluto da Gabriele Rispetta. Pecoraro potrebbe anche pensare al tiro, Longo quasi chiama questo pallone, aspetta ancora il 7, prova a liberarsi per andare col destro e lo fa adesso. Grande azione personale di Mattia Pecoraro. La palla è ancora per Club Olimpia con Polizzotto che va lontano. Il controllo di Colomba, solissimo, lasciato così alienato un pochettino, però viene fermato da Colomba che ha cambiato la sua zona di utilizzo. Arriva qui il raddoppio con questo tap-in semplice di Termini. 2-0, grande palla di Capitan Parisi. Agugliaro può scappare, il tiro del numero 10, bravissimo Rinicella che può anche vedere la porta, palla al centro dove spunta in maniera perfetta il numero 15 Riccardo Furiato e la riprende il tunnel qua di Guglielmini che se ne va, ancora Guglielmini, Longo sembrava aver battezzato l'altro palo e poi qua se ne va in maniera interessante il numero 7 Ciufia. D'osso, il contadino del Club Olimpia, qua il tiro provato subito da Gugliaro, spunta Polizzotto, nessuno a bloccare il numero 11, poi Polizzotto, Rinicella miracoli, poi rimane lì e c'è il 3-1, Polizzotto un'altra volta più veloce di tutti. Guglielmini, Pecoraro, ritorna in campo anche il 7, se ne va Pecoraro, grande giocata, Pecoraro, il pallone è entrato. La rete è ancora del numero 7. Garo apre le parti di Polizzotto al centro. Grande giocata qui di Naccari. Sistemando la barriera, fischia Spallino, può andare a Gugliaro che spacca la porta. Attenzione ancora a Parisi che subentra e va in porta. Il gol del capitano. 5-2, sempre lì nell'angolo in basso a destra di Longo. 5-2. 5-2, 7 gol in questa prima frazione, ma comunque entrambe le squadre hanno giocato a ritmi alterni. Attenzione, il rimpallo favorisce Agugliaro che trova il 5-3. È fermato a stavolta la Colomba che va dalle parti di Agugliaro. Rinicella, un'altra grande parata, sempre presente. Attenzione qua, Polizzotto, sempre Rinicella. Non è verso Colomba, il palo e poi Polizzotto appoggia dove c'è il tocco di Agugliaro. Non so se il numero 10 l'ha toccata, so solamente che passa sotto le gambe di Rinicella, stavolta poco attento. Attenzione qua Longo che praticamente appoggia Starcima, riesce a scappare Agugliaro e solo Ciufia contro Rinicella che fa una grande parata, si lamenta Agugliaro perché è stato trattenuto e poi Ciufia va lontano da Polizzotto e controlla, non va subito col destro, lo prova ora e c'è il pareggio di Polizzotto. E va dove controlla Agugliaro al centro e poi rimane lì a Ciufia. E attenzione allora Comito, di gran carriera il 6, ma dove c'è Pera, solissimo Comito, fermato da Cosentino. Adesso Guglielmini, passaggio impreciso, ritorna Colomba, la giocata, Colomba, Rinicella e poi Cosentino, Rinicella super. Pecoraro, ancora per Guglielmini, spunta fuori al centro, Pecoraro si infrange contro Polizzotto, 2 contro 2, attenzione, dall'altra parte c'è Agugliaro che deposita in gol, 6-5. Colomba pensa al destro, Rinicella dove c'è Pirrone, addirittura Comito a pressare, non c'è nessuno in porta per l'Emiri. Agugliaro deve andare in porta, tocca di testa addirittura con Naccari che per la porta, Longo la mette in calcio d'angolo. Comito dove c'è Guglielmini al centro, tocca il suo compagno, deve andare l'angolo Club Olimpia, ma basta così, non c'è più tempo. Li vedete, i ragazzi di Castellammare festeggiano perché è la prima vittoria fuori casa, sono i primi punti fuori casa per il Club Olimpia.